Ma ciao a tutti amici da Napoliello 87, benvenuti in questa nuova live fra Napoli-Verona, la partita della 12ª giornata di Serie A. Ragazzi, andiamo a vincere questa partita importante per riportarci primi da soli in classifica. Non sarà facile perché giochiamo contro un po' una squadra che ci ha tolto la Champions. Abbiamo i denti un po' avvelenati per questa partita e spero che il Napoli lo faccia vedere in campo. Buonasera a Mario Baldini, ciao fratello, ciao Napoliello e Forza Napoli, ciao Mario, ciao Mariano, Forza Napoli sempre. Cerchiamo di vincere, cerchiamo di vincere. Domani lo capirai. Il sapiente miscela di spezie, carne lavorata 18 ore. Cerchiamo di vincere. Ecco cosa vuol dire te. Gran tenerone. Cerchiamo di vincere. Gran bontà, gran tenerezza. Non succede spesso, ma quando succede... Sei solo Mister Company. Quando l'esperienza incontra l'innovazione. Quando tutto questo si unisce, il progresso prende vita. 1926, Napoli 1926. Ciao aiu. Siamo usciti pazzi qua, siamo usciti pazzi. La pubblicità c'è scassato un cacchio. Ragazzi, sto muto, state un po' zitto, frate. Buonasera a Giovanni Salvati, un abbraccio da Salerno, forza Napoli, noi a Roma ci proviamo. Grande Giovanni, buonasera e grazie, in bocca al lupo per la salvezza della Salernitana e forza Napoli sempre, vai, ci attamma la capa. Marina scarpellata. Mister Company. Ragazzi, stacca, viaggio condividura. Devo pure condividere. Allora, for me and Mister Company. È la musica che mi dà. Buonasera, ecco, eravamo a cosa? Ancora, una volta. Sono visto. Buonasera Rino, ciao Rino, ciao Mariano, ciao a tutti e forza Napoli, sempre ragazzi. Buonasera ad Alessandro, buonasera a tutti, bravo. Like, ma raccomando, campanellina attiva per essere aggiornati con le live e i video. È sempre forza Napoli, sempre Rino. Buonasera Alessandro, è sempre solo forza Napoli, grande. Vai Camma vince, vai Camma schiattare la pallellas. Vai Napoli, vai. Ancora da cominciare la partita, però già stiamo tutti gripati, fratta. Che cacchio va io. Dai, fammi per un Napoli. Osimhen mi sa se ha recuperato, penso di sì, aveva recuperato se non mi sbaglio, perché me lo dava come recuperato, perché ce l'ho pure al Fanta, ce l'ho anche al Fanta. Lavamo Cosca, a Rugazzo Mut. Reduce da un viaggio impegnativo, vai. Anche se con i rientri di Osimhen. Roma, palla, vai Napoli. Vai Napoli, vai. Pure azzurri. Vamo pulire un po' lo schermo. Nell'ultimo mese e mezzo ha fatto piangere anche Lazio e Roma, oltre ad aver spaventato che non poco il Milan è la che arriva con il bomber che nel mese di ottobre ha segnato più di tutti nei 5 principali campionati in Europa e sta dimostrando chiaramente di essere ancora, come nelle scorse 2 stagioni, un rosso durissimo. Massimo avrà una grandissima occasione. Dammi fa male, fa male. Potenzialmente molto brillante, il risultato è pesante e oggi per entrambi non è solo una grande prova di gioco, ma anche forse soprattutto di carattere e di durezza.
Sì, sarà un test difficile, importante per il Napoli, per la classifica, per quello che hai detto tu, perché è un'occasione importante per anche il visto del derby, e dall'altra parte un test per misurare il livello di questa squadra per il Verona, che sta facendo benissimo, arriva su un campo difficilissimo contro una squadra che sta girando veramente in maniera perfetta, quindi sarà una grande partita perché le squadre interpretano il gioco con una identità tutti quelli azzurri, vai. Abbiamo visto già piazzato in tribuna il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, cominciano ad affacciarsi dal tunnel i protagonisti. Hanno già preso posto alcuni in macchina, abbiamo visto Lasagna che sta arrivando, anche Dries Mertens, fra poco vedremo anche gli schieramenti. Il Napoli torna a presentare. Che bello quei tifosi allo stadio, che bellezza, sta ridendo pure Capè Bomba lo botta. Pure Capè Bomba lo botta. La storia, voglio. Non può mancare. Ragazzi, sta entrando in Napoli. Guarda Demme in panchina, Petagnone, ecco i tifosi. È ora che è bello lo stadio di Armando Maradona. Guarda che bellezza, che tifosi non ha. C'è pure Cinuzzo, poi ho visto pure Capa di Bomba, lo botta. SSC Napoli, è più forte. Siamo in live con Napoli e l'87. Aiuto, dai, per Napoli Verona, stavolta Faraone e Simeone vi facciamo rimanere a buia a casa vostra, vi mandiamo a buia a casa vostra, con 2 o 3 babà. Ciao, forza Napoli, sempre, forza Napoli sempre. Però questo anche di essere un test particolarmente rischioso per l'assenza del comandante, per il rientro comunque da valutare, per Osimhen, Insigne e Fabiani. Vai Napoli, va, quando siamo bello, frate. Bella. Buonasera ad Andrea, sono arrivato, vi dico solo che in Coppa col Varsavia avevo previsto un gol di Mertens. Ma chi segna? Voglio, chi segna? Andrea il portafortuna, grandissimo. Intanto lasciate like ragazzi per supportare la live, grazie. Esatto, sono il cosiddetto 12° uomo in campo, i tifosi sono tanta roba, Rino, servono i tifosi di Napoli, ci fanno scipazzi. Sull'arma in più, ora da zona, commenci, ci scassa da zona. No, mamma mia, da zona, mamma mia, ci scassate già, ancora ma cominciare, già, segna Fabian, ecco, subito. Andrea Curnicello, Maronna, cominciamo però, cominciamo però. Easy smile. La like a spice. Ma che fate? Si è bloccato, mi si è bloccato tutte cose, tutti i sand. Amici, like e condivisione, grande Rino, grazie mille come sempre. Che moderatore di fuga che tengo, frate. Un numero uno, non stanno qua, fanno tutti i cazzi cose, si è bloccato tutti i sand, si è bloccato da zone merda. Stanno sparando, stanno sparando. Vabbè, rimane tu dica. Guardate la maglia. Ma non basta tu cazzo da zona. Ma che cazzo di ora mi fai incazzare. Ti chiama una capata a mucca. Ti chiama una capata a mucca. Dai. No. Ma proprio mo, una gigita è morta, santa da zona.
Mannaggia, chi l'è morto, proprio questa partita. Mi si è bloccato tutto oggi, ma da fare le cose, cosa posso, ma da fare sta... su merda, cazzo. Vabbè. Ancora. No, vabbè, un attimo va giù, perché ci avrei una cosa successa. Ah, mamma. Chi è quello cazzo? Perché? Perché devi proprio mo ti chiama una cavata a mo sul televisore, la donna, il televisore, chi da morto, chi da nulla, ma perché non dai? Ma perché? Perché? Mamma Luca, c'è questa maglia andrà roba. Andiamo, maledetti. Ma vaffanculo. Da sonno in merda. Vai giù, non mi fanno vedere la partita, non mi fanno vedere, è cominciate, sì, però non mi fanno vedere, mannaggia chi ne muore. L'ho visualizzato, sentite come urla lo stadio. Mannaggia chi è morto però, Andiamo, che cazzo. Perché è così? Perché? Mannaggia chi da muoverci. Io non lo so, io non so che cazzo gioca. Per cui entra Ciccherini nel pacchetto ora si è collegato, ci facciamo la telecronaca noi, ecco. Mamma mia, ce l'ha fatto, voglio, ce l'hai fatta. Vai là, se ti state di Armando Maradona, vai spalletto. Più struttura e davanti il trio che si sta trovando a meraviglia. Vedremo se anche oggi come riuscirà Napoli a controbattere queste assenze dopo questa. Tutto pronto per c'è Osimhen, c'è Vittorio. Su Simeone chiusura di Juan Jesus che lo Juan Jesus questo spesso il Verona cerca questa giocata legge buona palla Meno male. Casale salute i maschi. Bella però, dai, bella. Bella, ma non una basta. Andiamo, vai Mario Rui. Ma... allontana la palla del Napoli la recupera subito Spalletti che evidentemente vuole vincere. Crea questa quasi un'occasione a fare una penale con il movimento, perché i tre centrocampisti fanno rotazioni continue. La maglia è da rivedere, guarda, non è che a me mi fa impazzire, perché c'è quella esagerata, secondo me è un po' troppo esagerata. Cioè il sopra è pure bello, se facevano tipo una cosa
a stile Argentina, un po' scuro, fatto così, però anche mezzo con lo stile Argentina andava pure bene. Però col Dona, sì, va bene che è dedicato a lui, però secondo me è una cosa esagerata, troppo grande, capito? C'è un disegno su una maglia così, già ci sono tutti gli sponsor, ce la capito? Sembra una cosa troppo grossa, troppo niente, non mi piace. Poi sono gusti, poi c'è chi piace, ma per me è esagerato. Allarga per Faraoni, Davidovic deve impegno della sua insignia, quella di Faraoni che però fa appressare Mario Rui, la riprende ma solo per un attimo, rimessa in favore del Napoli. In fase di possesso mantiene distanze anche l'arbitro, fa fare corse lunghe ai giocatori del Verona che vanno uomo contro uomo in tutte le zone del campo e poi però devono essere bravi a recuperare come ha fatto Insigne, no? Stava per recuperare la palla perché quando tante palla in acqua è subito cercare di essere veloce per recuperare la palla di quattro. Misura di qua Gesù su Simeone, arriva comunque Lennas con la palla di Campari che non filtra per il nuovo intervento del numero 5, qua Gesù. Paziente ed efficace di Lorenzo. Aniello Di Sauro, buonasera, ciao fratello, buonasera e forza Napoli. Sirina è stato visualizzato l'immagine di Maradona e forza Napoli, sempre forza Napoli. Ma Napoli, vai Zelu, vai! La voglia di guarda, sì, la Seccia, sì, compare la Seccia, compare la Seccia, un secciato. Mario Luis cambia Insigne, decide di ricominciare da Vito Spina, nella settima guardando anche le tre giocatori Oh, sì. Lì. Vince l'Inter per me vince l'Inter. Mi anticipo danese, riuscito a pulire il pallone Campari, controllarlo sulla giocata, un po' troppo immediato. Insigne. Insigne. Di Lorenzo, in posta Napoli, andiamo a bordo campo da Giuseppe. Ti sciolgo il dubbio sulle indicazioni a Casale. Quando a palla il Napoli deve andare subito Di Lorenzo e quando a palla il Verona allo stesso modo deve sempre spingere senza pensare per ora alla fase difensiva ovviamente. Buonasera Tersilia Pagano, buonasera a Stanz, è sempre Forza Napoli, sempre sì. Buonasera al mio amico Testox, buonasera a te Testox e Forza Napoli. Cersilia, tutti quanti, grandissima. Elenca 3 giocatori della Juve che vorresti a Napoli. Lo tengo un Napoli, Andox. Tengo il Napoli. Chi mi piglierei della Juve? Quadrato potrebbe essere, anche se Quadrato è uno che si tuffa troppo. Però Dybala, andrei a prendere Dybala perché a me piace Dybala. Poi per il resto mi tengo i giocatori del Napoli. Dybala, dai. Magari pure un Delict in banchina o titolare vicino. A parte ci abbiamo Rachman e Koulibaly vanno bene, ma un Delict e un Dybala vanno bene, basta. Giusto per tenere un difensore in più.
Aspetta Di Lorenzo, va a filtrare Campani, ma anche Malagna che offre in mezzo. Oh, voglio, statevi calma. Politano che si impegna forte con il sinistra, Osimhen nuovo piazzato, fendersi in mezzo al fondo diretto, completo fallo, Victor Osimhen non è d'accordo mai con la punizione all'inizio. Però quando recupero cambio di gioco di Insigne, recupero palla, quindi vediamo fallo, è bravo Ceccherini poi ha battuto a mettersi davanti e quindi poi deve commettere il fallo sempre per superarlo, però diciamo Verona quando recupera palla subito guarda in avanti, attaccano spesso a sinistra con Caprani che viene a prendere palla, a puntare e quindi subito in Napoli. Oh, ciao Bubu, buonasera Bubu, buonasera. Ma a voi vi piace la maglia del Napoli? A me avevo detto è un po' esagerato il disegno di Maradona, con tutto il rispetto, ma hanno fatto una cosa troppo grande, no? Si piglia tutta la maglietta, però capì? Io facevo un altro stile, sempre magari mezzo e mezzo, un blu così e lo stile argentino poi sotto, era più fattibile, ma così col disegno di Maradona, cioè con tutto rispetto per Maradona, perché Maradona non c'è nessuno come Diego, però io non l'avrei fatto, non l'avrei disegnato così. Poi non ha fatto nulla, Osimhen. Deve andare a cercare ancora Osimhen per saltare la pressione alta dell'Hellas Verona. Osimhen movimento, Victor Osimhen viene a distanza veloce, si è allargato, offre il pallone a Politano. La Politano. Luce sulla sinistra, con la prova, ma quello di Fabiano Ruiz, Insigne che perde il primo momento, hanno la possibilità di attaccare. Vai Zenu! Mamma mia! Bravo Vittor Osimhen, bravo. Zelischi che cominciano pochi piedi però, Anche Peppone quell'azzurro, contrario a mostrare i piedi. Sono d'accordo con lui, io sono d'accordo con Peppone. Ed ho anche visto il suo video, ma sono d'accordissimo con Peppone. Secondo me è una cosa esagerata, troppo. Squadra che gli auguri tutto il peggio calcisticamente, no. Io non sono tipo del genere, ma ovviamente sono contro la Juventus, sì, però non auguro mai qualcosa di male all'altro. Poi se la Juve perde, calcisticamente parlando, io sfotto la Juve. Mi piace fare gli sfottò contro la Juventus, ma non auguro mai del male a nessuno, capito? Poi se perde, cioè mi diverte, ovvio. Ho visto, ma sono scemo. Che poi ti permette agli avversari di rimanere lì e darti pressione, quindi nella prima uscita dovranno essere bravi i giocatori di Roma, puliti e precisi tecnicamente. La pressione è troppo forte e scomposta quella di Ceccherini sul Politano, calcio di punizione in favore del Napoli, mentre rivediamo l'occasione per Zielinski, non era una situazione facile, ma ha colpito però nel migliore dei modi, nel mancino. Fa piazzare i suoi, ma quanto lo spina. Insigne pizzica con il tacco, non è riuscito a uscire dai blocchi Osimhen. Farà. Propone la palla a Simeone. Dietro il mio mamma. Ragazzi, lasciate like, dai, saliamo con i like che sono pochi e condividete la live. Ma di bravo. La squadra di Tudor. Oh, mamma mia. Baracchi, occasione per il Verona. Mamma mia. Occasione enorme, ma creata benissimo, qui con pazienza del Verona che va a liberare, visto Baracchi, bravissimo a prendersi con l'alzamento. Siamo rischiando, qualcuno mi ha fatto incazzare. Si prepara, viene sempre dietro, per prepararsi il tiro sul destro, grande parata di Ospina, poi bravo Di Lorenzo lì a chiudere, però per non permettere la conclusione a volte secondo l'avversario. È stato disturbato Casale senza deviazione per questo Napoli
cominciare con il piede al fondo, prima grande chance della partita però per Caprari, quindi non uso dal limite a Pietro Schina. Prova ad insistere Lenas, Simeone, il traffico, facciamo studio di Jesus, prova che fa capitolarsi, Anch'issa, vai! Mamma mia, chiusa all'ultimo. A Samba contatto da Bayern Monaco, contatto tra Bayern e Napoli per Insigne. Lo so. Insigne al momento ancora non rinnova, sta tentennando un po' la cosa, ma da tanto che va avanti questa cosa. Speriamo bene. Napoli lo seguo sempre Asso di Roma e lui vorrebbe interagire con qualche tifoso napoletano su YouTube in live. Siccome Fius e Peppone non sono interessati, perché non lo contatti tu e vai in live con lui? Va bene, per me andrebbe bene, perché no? Perché no? Io... Attenzione! Oh! di Simeone che porta avanti l'Hellas al 13° minuto, ancora Simeone, sempre Giovanni Simeone, non in campionato 0-1 a Maradona. Ma che giocata di Maradona, va a ricercarsi uno contro uno, si isola per puntare l'uomo, poi c'è ancora Simeone, porca puttana, voglio Mario Rui, guarda là, si è fatto futta a baracca. No, vabbè. Anche Rachmani si è fatto... No. Prima Mario Rui e poi Rachmani. Gio Jerry, vatti a fare un giro, va. Vattene a fare... come cazzo si chiama il programma che fai là? Milionario. Miliardario, vaffanculo. Miliardario, chi vuole essere miliardario? Vatti a fare un giro là, va. 13° proprio, mamma mia, proprio l'uomo temuto, Simeone. Lo stanno confermando, è un test ulteriore per il Napoli che va sotto e quindi usare la testa, le proprie qualità tecniche e anche mentali per riuscire a ribattere questa partita. Dai ragazzi, la rimondiamo, dai. Si rimonta. Vai, Osimhen. Mamma mia. Trova l'incontro per tornare allo specchio della porta, risposta immediata del Napoli. Chiaramente il Napoli prova a rispondere subito, così è impressionante, sempre come si butta negli spazi, poi come si muove un giocatore. Ci hanno fatto papà, Mario Rui si è fatto bruciare da baracca, ma come cazzo fai Mario Rui? Ma te ne a fanculo Mario Rui, mamma mia. Invece vediamo la pazienza e poi la scattata tagliente di baracca. Guarda là, pure Rachmani si è fatto anticipare, mannaggia. Complimenti a tutti da parte di Tudor. Errore di Mario Rui, ma Rachmani pure un po' doveva fare qualcosa in più secondo me lì. Compensare il sacrificio di Politano sul Casale e allora Tudor ha chiesto a Danesi di andare sempre in raddoppio su Zilinski, sempre in raddoppio dalle anche su Osimhen, e l'ha fatto benissimo da Nicolè, ripartito il vero Ramiro D'Alfredo, che quello sta posizionando a Zilinski e quella punta di ultima partita, questa seconda punta sia Salerno che Mazzano. Sì, ormai stabilmente in quel ruolo, no? Ma in zona 3-4 giocare vicino Osimhen per inserirsi o per giocare a questa palla filtrante per l'inserimento dei compagni, d'altra parte Tavares è fondamentale per l'equilibrio, no? Perché Veloso faccia la spalla, Tavares in fase di motorsessi sta quasi a poco su Zelinski, perché è un uomo con una scivola spesso per fornire i raddoppi. Incredibile sto cazzo di Simeone, il Cagliari era in brocco ma è diventato ben... Mamma mia, sempre lui, ci ha fatto perdere pure uno scudetto, sì. Mannaggia Giovanni, mannaggia, non ti ho pure al fantacalcio non ti ho messo, perché non volevo che segnavo contro Napoli, invece l'hai fatto pure contro Napoli, hai segnato, mannaggia Santo Simeone, mannaggia. Vai Osimhen, fammi una doppietta, ti ha già messo a te un fantacalcio perché sono fiducioso, vai Vittorio, oh fallo, giallo, va fanculo. Scia miseria, mannaggia. Adesso vediamo di portare a pallone Napolitano secondo la palla sul
Palla, Giovanni Rondi, Faraoni, 14ª direzione in Serie A per il trentenne Espietto Molfettese, vista la quinta in questo campionato, è al debutto con il Napoli, mentre l'Hellas Verona a lui è battuto. Prova di segnare su palla inattiva il Napoli, ha già segnato 4 gol sugli sviluppi di punizione in diretta in questo campionato, miglior dato dell'intero torneo. Vai Napoli, vai! Chiama lo schema. Andiamo Zelu, vai, metti il pallone. Piuttosto bassa la difesa dell'Hellas, male spinta, Vai Fabiano. Fabiano, la offre il giro. Grande Giovanni Di Lorenzo! Giovanni Di Lorenzo! E lo metto sulla copertina e segna Giovanni. Grande Giovanni. Che terzino che segna pure. Ah, vamo. 1-1 subito. L'abbiamo ripresa. Vai Napoli. Così. Ah, famoso. Sì, Giovanni, sì. Di Lorenzo! Si muove bene con velocità, veloce, non riesce a uscire fanculo. per cercare di contrastarlo. Ti acchiappate chi, pur ti. Forse si aspettava lì incrociata, no? Molto buono, si aspetta il tiro lì perché si alza, faccia il tiro per andare a parare. Grande Giovanni, grande. Chi non sta bene, sì. Chi non sta bene, sì. Uno a uno, vai Napoli, vai. Grande Giovanni. Like condivisione. Mamma mia, Carmen, siamo usciti pazzi qua. Calcio da rigore. Le squadre non si risparmiano, l'Hellas nonostante abbia subito gol e subito è pronta a ribattere con grande intensità, grande velocità, e se Spalletti che si lamentava e poi al fallo laterale per giocare, forse per la mani che vuole la palla. Gol fa Mock, Giovanni, 1-1. Pronto Caprari? Il pallone. Lo schema Gianluca Caprari, il primo momento sicuramente pericoloso in questa partita. Parliamo del numero 10 dell'Hellas, qui la portiere colombiano. Voleva far ripartire velocemente il gioco spina, gliel'ha impedito Barak, c'è comunque Fabian Ruiz. Osimhen. Politano cerca una strada verso l'interno del campo, viene sbilanciato da Casale, non falosamente il fallo è suo, che ha preso il pallone con le mani, di conseguenza la punizione è veronese. E quando giocano palla nei piedi, anche se hanno grande qualità, i giocatori del Napoli con la qualità più iniziata, i giocatori del Verona sono freschi e riescono a stare attaccati sempre all'uomo, lo seguono per tutto il campo, e in questo caso ha fatto il Casale per riuscire a sfruttare. Attenzione di Lorenzo su Casale, la velocità che vuole. Vuole aprire per Insigne, ma al momento giusto e lo mette sul resto del capitano che si gira, ma al movimento di Zielinski a prendere proprio quello spazio, poi cerca Politano dall'altra parte, Ceccherini fuori di testa, arriva anche Rachmani, Barak allontana, mette giù con stile e presenza di Lorenzo che pulisce il pallone solo. Giovanni, tu sei forte, sì forte. Cavoli, col Verona no. Dai. Lo zampino di Fabiano su gol.
Sì, Giovanni, sì, Giovanni. Vai Osimhen. Vai Vittorio. Mamma mia. Amico, non devi parlare della copertina che hai messo, oppure quella carogna. L'ho messo, però Faraoni, perché è Giovanni che ha segnato. Sì, ho messo la nostra bestia nera, ma è Giovanni che ha avuto la meglio, non Faraoni. Vai ancora, vai, piggia, vai, volatana, va. Anche adesso Spalletti, indicazioni rugbistiche ai suoi, non vuole passare mamma. It's my life, Lorenzo Insigne sul gol, una promessa, una scommessa, forse c'è stato qualcosa tra Mertens e Di Lorenzo, c'era un'intesa fra i due. Insigne in qualche modo fa arrivare il pallone al Zielinski, lotta l'Ellas con Faraoni, chiama il pallone Montipò e già vede. Chiaramente cercano di giocare subito in avanti come chiede Spalletti, di cercare la profondità e tante volte devono ricercare subito. Vai Napoli, vai, onoriamo a Maradona, ai nostri tifosi che sono tornati in campo, la tifoseria che è tornata sugli spalti. Vai Napoli, vai, bello lo stato di Armando Maradona pieno, ci fa uscire pazzi, ci fa uscire pazzi. Ci fate uscire pazzi. Ci fate uscire pazzi. Arriva sul pallone con che testa, allora va a attaccare questo spazio perché sa che può far male anche da lì, può andare a dar fastidio all'avversario, a rubare palla per creare e far male all'altro. No, Puse, è bello come la punizione di Maradona contro la Juve. Grazie Bubu, grazie Bubu, ti voglio bene, forza Nao. Bubu, vai Bubu, vai. Accorta Kiss. Vai Lorenzino, vai Lorenzino. Non ci sono pause. Prende il piede sulla acceleratore di Insigne, poi si ferma per aspettare il sostegno di Mario. Che queste grandi partite da una parte dall'altra. Vai Napoli, vai. Vai Fabiano. Bravo, Osimhen. Vai, Insigne. Che pallone! Politano, calcio da! Era già fuori, forse. No, boh. Io credo che l'abbia presa Montipò, ma col pallone già oltre. Già fuori, Infatti mi sembrava già fuori. La classica rientro, una difesa schierata che corre verso la porta e la difficoltà per l'esterno, che manca Politano, guarda la palla e deve sempre trovare il momento per riuscire a fare la diagonale giusta, sempre la palla banale, perché fa sempre quella, ma lui quando trova poi la palla giusta qui a filo lunga, lì proprio fa la palla. C'erano 8 tiri in 26 minuti e mezzo, di cui 4 nello scoppio della palla. Cicchini, Filoso.
Casale, con Ceccherini, Veloso, si sta l'attivazione della palla in più, linea su. Ma quelli sono sempre presenti. Grande Danilo, Jesus, vai frittata alla dread. Senza KK è un po' un casino. Attenzione a Barak. Bravo Juan Jesus, bravo Juan Jesus. Così ti voglio da muro, da scudo al posto di KK. Lo so, non è facile sostituire un più forte difensore comune. Non è facile sostituire il muro difensivo di KK, però Juan Jesus, state piantata là e non ti muovi. Napoli conosci? Iana? Voglio. È il titolare di mamma non dire cazzate, non dire cazzate. Giovanni Simeone ha segnato due che si chiamano Giovanni Simeone e Giovanni Di Lorenzo. Guarda casi, due Giovanni hanno segnato. Vai Giovanni Di Lorenzo in questo caso, quello meglio perché gioca nel Napoli, quello meglio, il 22, il numero del Pocio. Vai Di Lorenzo. Giovanni Ma scherzi, io non di cazzate, dai, un apre e poi. Tanto la Lazio vince, gol di Immobile. Lazio vince, gol di Immobile, di Ciluzzi, Immobile. Stanno anche ricercando, no? La fase di possesso il Napoli sulle posizioni per lasciare permettere di essere puntati in profondità e quando trovano lo scarico non riescono a guardare davanti subito si buttano a sinistra o a destra invece penso di cercare di isolarsi con l'avversario. C'è ancora Ceccherini, intuita ma non recuperata la Napolitano, rimessa a trave per Lenz. Impostare Ceccherini, il di Lorenzo anche nel controllo del Canese, ne approfitta Vittor Rosini. Juan Jesus. Vai a Luca Langap. Markmani ammonito, a posto, no, ma oggi sei meno concentrato, Markmani, te lo sei fatto scappare sul gol e poi ti pigli pure l'ammonizione, ma che è Markmani oggi? Mannaggia, non c'è Koulibaly vicino, ti senti un po' così, ti senti un po' in tilt, un po' stanco mentalmente, ci vuole il miglior Markmani oggi, non puoi giocare così. Sta andando in difficoltà con Simeone, lo vedo molto in difficoltà Markmani. Una percentuale realizzativa da Cecchino prima di questa partita, il 53% dei suoi tiri è finito in gol stasera, uno fatto e uno segnato. Veloso. Cecchino. Anche fa il quarto passo, c'è quattro Attenzione, no! Mamma mia, stavolta Markmani ha salvato. Bravo. Attenzione, però è per una gioca, mamma mia. Mamma mia. Bravo Markmani, meno male, scivolata ferma il pallone che si indirizzava nell'angolino della porta. Mamma mia, che azione del Verona.
Verona sta giocando bene, ragazzi. Dai, Guagliù, dai, su. Insigne allarga Mario lui ha poco spazio a disposizione, ok? Allora lo Spinas possibilmente deve arretrare per il livello aereo, lo vince Paese, ma che la fisica deve non fare del centro del Napoli in questa No, Osimhen però sempre bravo su queste palle a prendere il tempo giusto, a dare una mano quando può al compagno che sta in marcatura su Osimhen, si mette davanti, di fianco e va. Allora vediamo. Questo è l'intervento in qualche modo di Armani, l'impressione nel replay da dietro la porta è che forse quello di Verona sarebbe terminato fuori, però Armani ci è arrivato per sotto problema. Feloso. ma da tutti qua, da Az, io sono conosciuto da tutti che lui là forse, quelli che diceva Bubugagu, come cazzo si chiama quello là, porno là, che cazzo è? Dai, voglio. C'era quello di Ronaldo, per impostare Di Lorenzo, Casale, Monicano, Cecchini, ma non so neanche pallone, ed è subito pronto a spingere Levis, Daniele Capari, che c'è spazio per il cross. Voglio, accordo. Andiamo fuori là. Bella per Zelischi, vai Zelu. Bellissima apertura per Insigne, vai capitano. Vai, mamma mia. Bello. Zigna, mamma mia che parata ha fatto Montipò. Che parata ha fatto Montipò. Su Insigne. Ciao Candy, buonasera Candy e forza Napoli, ciao, like ragazzi, like, mi raccomando per chi è entrato. Comunque Verone si sfoga nel primo tempo, nel secondo li matiamo, gli schiatta a capo. Mi ha preso per... No, bubu. Poi magari andrò a vedere, dai, ma ora... Anche se era quanto alle spalle sono preparata che sa che va subito a calciare benissimo. Grande pensa rischiato in questa spuccina correzione provvidenziale di gol. Del pallone sale veloce Casale volentieri capitano guarda che stringere la posizione della mezzala come sia la sua squadra che quella Feloso Caprari parte del giro dietro Casale guarda la taglia di Sciglione e serve il numero 16 che torna da Gianluca Caprari con pazienza nell'azione Feloso. Ciao Pasquale, dobbiamo vincere, forza facciamo il secondo, subito dobbiamo vincere. Ciao Riccardo, buonasera anche a te. Mamma mia, ma vinci, dobbiamo fare subito il secondo, perché questi qua, e poi pure il terzo magari, perché questi qua non ci possiamo fidare. Consolidato, no? Questa personalità con i risultati e anche la fiducia per continuare quando uno sfonda, mantiene controllo del possesso palla per poi cercare di andare e punge sugli esterni con Faraoni che arriva al cross di prima molto vizioso Di nulla. Vai Osimhen, grande, che giocata, vai Vittor. Ma troppo lunga, a metà Frapolitana e Anghissà, troppo male. Fatto un bel lavoro, poi ha sbagliato l'ultimo passaggio per finalizzare, così ma... Peccato. Scusami, per stavolta devo buffare. Vabbè, fai come ti pare, Ricca, per te va...
È ovvio che per te è meglio un pareggio che perdere Napoli, ma forza Napoli deve vincere. Johnny Lee, buonasera. Ciao Napolele, ti ricordi di me? Che ricordi quando facemmo la pubblicità? Ma Johnny Lee, un abbraccio, però la pubblicità che cosa? Lascia stare, non dire le cazzate. Lascia like, Johnny Lee. Brusulino e Johnny Lee. Basta queste cazzate, basta. Vittorio, vai, mamma mia. Cerca e trova lo sfogo su Simeone che prova il controllo da seguire, soluzione disperata per il numero 99. È difficile riuscire a controllarla in velocità così per Simeone, no? con l'avversario attaccato. Però Napoli, vedi, quando poi ha passato un po' il ritmo, adesso lo ha rialzato, palla fuori di aggressione veloce, continua a pressione al Verona, non si riesce ad andare alla conclusione più ritmo. E che il bene sia inizi per Di Lorenzo, perché sono qua cambiato la versione corretta su Politano. Cambio di campo di Politano, scappinare a sinistra Mario Rui. C'è Fabiano internamente, servito il Coverotto, rimane dietro Insigne, Zielinski prova a chiudere la combinazione, che rivolge il controllo con il braccio da parte del Coverotto. Giorgetti, vatta a fare un ciclo. Riescono ad arrivare, cerca di dargli all'esterno, no? L'inserimento per il compagno, riescono a uscire dalla pressione, giro palla, andare a puntare l'area, poi gli manca quest'ultimo passaggio, Zielinski 2 volte impreciso con una palla di prima, non piace l'inserimento dell'avversario, lì che deve un pochino migliorare, no? Se qualcosa sta mancando in questa partita per il Napoli. Non ti può, cerca Casale, arriva a contrastarlo, ma ancora Di Lorenzo. Ora carica di Caprari sul buon Italia nella circolazione nel favore del Napoli. Anche un po' di fastidio avevo visto da parte di Politano in questo ennesimo duello fisico al limite e a Teodoro. Di Lorenzo non è soddisfatto della distanza di Caprari, fa quello che chiama dietro Giovanni Roma. Qua Jesus, gli ultimi 5 minuti di un primo tempo intensissimo, Insigne riesce a servire Fabiano Luis e non la marca che viene giallo perché è sempre bellissimo. Hanno venuti fuori con una grande giocata di Insigne che va a prendersi questa palla all'interno del campo per portare via il compatto, per portare via l'avversario. Lui la rischia questa palla, tra in qualità da colpire Fabiano Luis, giusto in giallo per Baracca. Fabiano si sta regolando il suo personale, no? Verso l'attacco dell'area. Di Lorenzo dovrebbe stringere di Politano, cerca anche di servirlo, di fatto consegnando il errore Montibuono, ma l'idea era molto interessante, infatti avete visto il cenno di Politano. C'è che di Veloso di prima, il sinistra cerca l'incrocio fra Caprari e Simeone. Di Lorenzo, sempre in avanti. Vai, Napoli, vai, Politano. Così vai. Mamma mia, palo! Che cazzo di culo! Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria, mannaggia. Spalla la porta, si gira in un attimo. Adesso la rivediamo. Bravissimo Politano, no? Perché lo sta ricercando tanto, non riuscivano a saltare. Qui bravissima l'intuizione di Politano, saltare Casale. Poi è bravissima giocata, bravissima. Insiste ancora Napoli con Alfaraoni che deve spazzare via per evitare la pressione di Mario Rui. Con le mani batte Insigne, tiri la palla a Jesus. Insigne cerca. Vai Osimhen. Oh!
invece la scherzata di Politano, il dolore che si è visto dipinto sul volto di Casale, e la giocata arrogante, maestosa di Osimhen, sinistro e palo. Ma come gli rimane anche sotto, no? Portano del corpo eccezionale, quindi si sposta lui perché non riesce a stopparla bene perché ha tanti uomini attaccati, però fa un gesto tecnico veramente eccezionale. Ha sfiorato il sorpasso il Napoli. Mamma mia. Davidovic. Ci poteva stare, ci poteva stare. Ma oh, fallo! Fallo! Cazzo, arbitro! È fallo quello, su Mario Rui, porca puttana. Già prima su Osimhen ne ha guardate mille, ne guardate. Ma che cazzo? Ma la no, ma che cazzo guarda? Il farfallo guarda. Oh, c'è fallo, che Faraoni c'è avuto proprio a botti, c'è uno. Dai, chi le fallo proprio. Ma come no? È tocco di mani là. Simeone cerca di respirare, lui di far respirare la squadra, ma è impossibile. In questi ultimi secondi arriva il fischio dei Molti che dichiara chiuso il primo tempo senza recupero, così viene la palla sull'altra parte. 1-1, mamma mia. Ci fischia niente sabito, guarda, aspetta, fa vedere. Ah, no, ce l'aveva un po' aperto, dopo l'ha messo dietro. Era rigore. Sì, ma dopo. Ma va fa un culo pure a te lui. Dopo. A volte il movimento rende tutto più vivo. Allora non restare fermo. Muoviti. Niente, vuoi giocare? Pressione elettrica altri deplatinanti. Gamma Chiavi, segui la tua strada. Scopri di più. Ciao Pietrino, forza Napoli, sempre forza Napoli, Pietrino, sempre. Lascia un like di consolazione, dai. Questo primo tempo 1-1. Sono sicuro che la vinciamo, nonostante l'arbitraggio è merda, ma la portiamo a casa. Questo arbitraggio scandaloso qui. Mamma mia. Prendetemi. Vado avanti seguendo le mie idee, ma mi piace anche provare nuove strade. No, un'etichetta non basta per definirci. Nuova strada foglie, davvero differenti. Scopri, Simply Club. Massimo 1-1 in 45 minuti veramente densi, è andato avanti l'Hellas al 13° con il nono gol in campionato di Giovanni Simeone, ha pareggiato 5 minuti dopo il Napoli con Di Lorenzo, partita con tante occasioni, partita con tante intensità, partita anche con discussioni negli ultimi minuti. Il Napoli si è lamentato per quell'intervento con il braccio di Davidovic sul tiro cross degli Insigne, anche se la posizione delle mani del difensore dell'Hellas Verona è dietro la schiena. E poi ancora, dai, che su cazzo. Sì, molto molto carica perché è pesante a livello di classifica, l'importanza si sente, la si percepisce,
Napoli che dovrà faticare perché il Verona è in partita e sta facendo una grande gara. Quelli che ci aspettavamo da questa serata al Maradona, che ci offrirà ancora 45 minuti caldissimi. Noi ci fermiamo per un break e poi torniamo per il secondo tempo di Napoli-Hellas. Entra in campo con me. E che Serie A il team hanno presentato una Serie A team. Questa trasmissione è presentata da DAZN Fan. È possibile cambiare le cose con un cambio di fuoco? Oh, buonasera Diego, forza Napoli, che Zebrot, che ce ne fottero Zebrot. Ce l'aveva dietro la schiena ma l'ha presa nettamente col braccio. Infatti Rino, quell'episodio lì è il rigore secondo me, perché prima che la mette proprio del tutto dietro, ce l'ha un po' staccata, prima la tocca così e poi se la mette dietro, fa un po' il furbo, capito? Per far vedere che ce l'aveva dietro. Allora lui praticamente la tocca prima da fuori e poi per far vedere che non l'ha toccata da fuori se la tira subito dietro, capito? Fu un furbo difensore dello Verona. Quello era rigore, era per me ci si calcio di rigore. Nonostante sono tifoso del Napoli, ragazzi, per quelli che non sono tifosi del Napoli, siate obiettivi, questo è rigore. È rigore, ha fatto un furbo là. Manuel Player, arbitro e merda. Diego Toti, buonasera, ciao, forza Napoli, sempre forza Napoli. Ragazzi, lasciate like, mi raccomando, che è importante, molto importante. Ma tu sei scemo, avesse fatto... Chi è? Bubu, ho visto il canale di cui parlavi, ha circa 50k iscritti, mamma mia. Esatto. Guarda, visto? La leggenda, il mito. Solo al cinema. Abbiamo una nuova energia, a zero emissioni, in sintonia con il mondo. È elettrico, vivilo, adesso. Un ecobonus Peugeot, prima rata dopo un anno e hai un anno di ricariche illimitate. Prenditi il tempo di vivere le cose che ami. Prenditi il tempo di pagarle. Le tue scarpe in 3 rate senza interesse. Scarpe, if you want it. Scala Paint. Dobbiamo fermarci! Siamo senza benzina, papà! L'unico che deve ricaricarsi è lui. Fino al 40% di risparmio carburante grazie alla tecnologia. Mi raccomando, mi raccomando, campanellina attiva per restare aggiornati con video e live di Napoli. Iscrizione al canale, se non siete iscritti, condividete tutti i video, condividete questa live con i vostri amici. Se volete fare una piccola donazione, trovate PayPal in descrizione con gli altri social, Facebook e Instagram, se volete trovarmi anche lì. Grazie Rino, meno male che ci sei tu, grande Rino, grande Rino, veramente. È un ragazzo molto ricco di famiglia, quello capito, è il ristorante di tutta Italia, mamma mia. Questo tizio dei 50k, beata is. Sai cosa vuol dire andare oltre il tempo, oltre l'immaginazione, oltre ogni aspettativa. Ora puoi. Nuova Nissan Qashqai, l'evoluzione del crossover. Ora prova la differenza. Il nuovo Qashqai ti aspetta negli showroom Nissan. Per fare cose così, e ritrovare solo qualche minuto dopo contro la Juve, vuol dire che credi in te stesso, che sei sicuro di te stesso, che sei preso bene, quasi... Allora ecco un piccolo manuale di istruzione per capire come il Cielo di un solo 2 mesi è passato da scene così
Juan, la Buffet Park, Juan. Napolel, tu sei ricco di animo, di persona, di bontà e questo non si può comprare. Grazie Bubu, grazie mille per i complimenti, veramente. Gabriele Graziano, buonasera, è arrivata l'ora di ricordare il danno che ci hanno influito a maggio e cacciare gli attributi. Forza ragazzi! Ciao Gabriele, innanzitutto ti dico che secondo me il Napoli reagirà con forza e con cazzimma, vinciamo, portiamo a casa il risultato, sono fiducioso, oggi il Napoli uscirà dallo stadio con il bottino pieno, con i 3 punti al primato in classifica, perché poi secondo me questa sera ti dirò, secondo me l'Inter batte il Milan, questa sera saremo primi per una settimana da soli e questa è una cosa secondo me positiva. Intanto giochiamoci noi la partita e pensiamo a noi stessi, ma secondo me il Napoli reagirà bene e vincerà la partita, sono fiducioso. Rino dice comunque France, se non erro Zelinski ha giocato titolare ma non si è visto proprio, si è fatto pochissimo. Io metterei dentro subito un asse e Mertens. Sì, per un asse e Mertens, anche se Zelinski, te dici se vuoi mettere Mertens alla tre quarti e levi Zelinski, va bene, perché comunque Mertens fa anche il trequartista e va sul modulo con il trequartista, altrimenti lasci così e resti con il 4-3-3. Con Mertens lo devi mettere dietro Osimhen e va pure bene, però ho un asse al posto di chi? Di Politano o di Insigne? Capivi? Quello ti stavo dicendo. Ti volevo dire, Rino. Concordo con Graziano. Buonasera Mena, ciao fratello di Mena, domenica. Buona domenica a te Mena e forza Napoli. Ragazzi, invito sempre a lasciare like e condividere la live se non l'avete fatto. Rino che dice c'è un calciatore che prenderei subito al Verona, Barak, mi ricorda molto Marek. Barak è un bel giocatore, però da Barak a Marek ce ne vuole tanto, Rino, cioè te lo ricordi in qualcosa, ma per arrivare a Marek ce ne vuole veramente tanto, se ne ha da mangiare i pan Barak. Un ass al posto di proprio di Zelinski non ci può stare Rino, perché un ass è un esterno offensivo, non gioca a centrocampista, ma nemmeno trequartista. Un ass è più un'ala offensiva, sicché non lo puoi cambiare con Zelinski, ma lo puoi cambiare o con Insigne o con Politano. Con Zelinski ci puoi cambiare Mertens oppure metti un altro centrocampista al posto di Zelinski offensivo come il Mas. Bravo Rino, soprattutto gli inserimenti e segna. Un ass è un bel giocatore, sì. Io per esempio sì, un ass lo inserirei al posto di Politano, che non mi sta convincendo del tutto. No, un ass Spalletti lo mette sotto punta. Ah, vabbè, se lo vuole mettere sotto punta va bene uguale. Cioè, va bene uguale. Però secondo me un ass il meglio lo fa da ala. Da ala fa meglio, secondo me. Lino non mi tocca il capitano, che la piglia la pistola. Marek non si tocca e non si paragona. Infatti sono d'accordo con Ersiglia, Barak cioè con Marek non ci azzecca niente. È bravo Barak, ma per arrivare a Marek se ne ha da mangiare per le carni, i pan, i pizze e tutte cose.
Cioè, veramente stiamo parlando di un altro giocatore. Cioè, quello che ha fatto Marek cioè, è imparagonabile a quello che ha fatto Barak. Intanto sta per iniziare il secondo tempo, aspettiamo, che cazzo è qua? Cercarsi qualcosa di più, perché questa è un'occasione da non sbagliare. Assolutamente, e dovrà... Gli è mancato l'abbiamo detto proprio. Is a block che my lies. This is my la 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 la. Life is life. Ah, ora mi si blocca una volta. Mi si blocca una volta. Mi si blocca una volta. Ah. Torna in live. Ci sto, se mi fai tornare in live, ci torna pure, sto cazzo da zona. Oh, è t'arrapiglio, no? Mamma mia. Ma che cazzo sta facendo? Ma che cazzo stai facendo? Dai, che ce la fai? Dai, che ce la fai? Andiamo da zona. Dai, scendi tu su. Ciao amici, buonasera. Poi chiaramente Marek è Marek, ma non solo perché ha giocato nel Napoli, Rino, capisci a me quello che ha fatto, i gol che ha fatto, mi sembra, ho visto le statistiche, 157, ora non mi ricordo, l'ho visto su Facebook il post di Marek, 157 presenze, una cosa del genere, o su Instagram, e aveva fatto un casino di gol, cioè imparagonabile Marek, aveva fatto un casino di gol, cioè imparagonabile. Aveva fatto 500 con il Napoli, poi 800 presenze in campo, ha fatto tipo 160, 170 se non mi sbaglio gol e 128 assist. Ma di cosa stiamo parlando? Barak è un Barat le Marek. Ersiglia, sì, ma solo ricordo alcune movenze negli inserimenti, poi altro fisicamente, lo ricorda tutto qua, anche per il gol. Lo sappiamo che Hamsik è un altro livello, ma ci mancherebbe, infatti. Cioè, è proprio un altro livello. Confronti voglio bene. Un po' come il Massi in alcune movenze mi ricorda Cavani. Ora non esageriamo. A me sarebbe piaciuto se avesse chiuso la carriera con noi. Cavani sì. Hamsik sì, è ovvio. Giocatori che avranno avuto delle noie muscolari, quindi potrebbero non avere i 90 minuti pieni. È vero che opzioni ce ne sono, però sarà una partita da maneggiare in modo delicato da parte dell'allenatore del Napoli. Sì, assolutamente, la gestione poi nell'arco del campionato diventa fondamentale, no? Saper gestire bene e posare gli uomini, i minutaggi, in modo che siano sempre a disposizione, perché poi fa tutta la differenza, no? Perché tu hai tutte a disposizione per fare 5 cambi di un certo tipo, se non ce li hai no, e quindi vedremo come riuscirà a gestirla, se cambierà anche qualcosina davanti, se non riusciranno poi a fare qualche vantaggio, quindi a inserire anche Petagna davanti se così vedremo come verrà gestita e interpretata questo secondo tempo. Nel frattempo si ricomincia senza sostituzioni. Due chiacchiere, poi il posizionamento per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Diamo dunque una rivisitata dalle formazioni con Osimhen che plega, che prende gli stimoli per questa ripresa. Lui che è tornato, ha fatto la guerra, su certi palloni non è stato precisissimo, però ha colpito
un palo detonante con un'azione di grandiosa fame, di grandiosa presenza in area di rigore. Vai, mamma, vai Napoli, asciutto pazzo, mamma. Napoli, siamo usciti pazzi. Zielinski, Politano, Osimhen e Insigne. Hellas che poi si schiera con Davidovic, Gunter e Ceccherini davanti a Montipò, Faraoni a destra, Casale a sinistra, Veloso e Tamese in mezzo al campo, ovviamente Baracca, Caprari e Simeone davanti. Si aspetta solo il fischio dei noti per iniziare questo secondo tempo con anche Tudor che riprende. Ma che mando sta a bordo campo. c'è una cosa. Posizionamento già piuttosto indicativo. Ciao Patano. Magni? Lo sapeva, io lo sapeva. Chiama Mario Ruiz, in questo corridoio efficace. Mario Ruiz applaude più Insigne. This is my life. Siamo usciti pazzi, mamma. Sta buona, Nabu, mi fai salutare? Ti saluta, Namo. Ciao. Ciao a tutti quanti. Buonanotte. Ti saluta Bubu, ti saluta Rina, ti saluta tutti quanti. Ciao, ha fatto ciao. Come fanno i malati del Napoli. Ciao. 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 Che è stupido? A bucchine mamma. A conosce a bucchine mamma. A conosce a bucchine mamma. Che le bastardo. Io. Spara tagliata. Ciao Sara, ciao Davino, ciao Daniel, buonanotte. Siamo 1-1, amore. E chi ha segnato Simeone? Io l'avevo detto all'Oriente. Quello contro me, perché sta giocando Lazio Salernitana, gli ha segnato sia Pedro che Immobile. Ho messo la torta morata e mi ha fatto cagare. Così faremo la diretta. Che rupezza e merda Simeone c'è sempre con Napoli, sì. Osimhen ha piato un uguale da bucchi che culo rutene, no? Che culo rutene, ne mettito like e condividete ragazzi, dai Napoli che vinciamo, dai! Cosa? No, vincimo. Vuoi mettere in mano un buco? Vincimo. Amo, mi fa incazzare. Ho troppo il telefono disgraito. Non mi fa incazzare. Oh, ricordo. Ma che cazzo, tu? My life.
Rigore o no? Ora la riguardano. Buonasera Ale 1927. Tifo per Roma, mamma mia col Venezia, avete perso una partita, cioè io non so come cazzo ha fatto a Roma. È rigore, andiamo a vedere no, non ci hanno dato niente. This is Spotlights, Bogo Spotlights. Musica Questa è la botta da Zielinski, non riesce a sostenere l'attacco del capitano dell'Elas che chiede scusa rimessa per il campo. Di Lorenzo, Zielinski, poi l'incanato, con grande intensità. A terra Zielinski e fischia e non di punizione per il c'è il fallo perché Zielinski in velocità riesce rigore, sta arbitrando il corner. Sembra tutti scemi. Dopo la punizione avremo molto campo da Alessio De Giuseppe per capire gli umori delle panchine in questo avvio di secondo tempo molto battagliato. Insieme a Politano sul punto di battuta con il sinistro di Politano che sembra molto interessante per cambiare la palla verso la porta. Sempre bassa la difesa dell'Elas. Si può andare. Batte Politano. Presto, poi aspettano che cammino. In queste partite difficili diventano fondamentali, sono tantissimi noi, dal gol di Lorenzo in poi diciamo che sia la partita del Verona che quella del Napoli era un tipo di che regoli dici che cazzo è? abbiamo visto al bar, se noi non era rigore allora ok, scusate, Guarda che le regole ma è bello. Vai Giovanni. Azioni elaborate pazienti del Napoli, che è la squadra del nostro campionato, con più costruzioni, almeno 10 passaggi e non più tiri fatti dopo aver effettuato almeno 10 passaggi. Fabienne si muove armonico il Napoli e poi chissà Vai Osimhen, vai. Andiamo Napoli. Ma Zielinski, ma stai sempre a mezzo. Mamma mia. Allora si è un pochino abbassato negli ultimi minuti perché comunque il possesso palla è aumentato di qualità da parte del Napoli che anche con pazienza con il Chelsea riesce a fare la palla a sua sinistra. Ci fischia niente sabato, ma che cazzo stasera? Fischiano poco, porca puttana, non fischia niente. leggero problema alla spalla per Giovanni De Lorenzo.
Ah, si è fatto male da Di Lorenzo. In avanti Rachmani, Osimhen va a sbattere verso Botte. Barca, Veloso, va a giocare subito su Faraoni, vuole passare da Danilovic. Ora la palla lunga per Faraoni, subita bene da Mario Luisa. Anissa, Zielinski, che ritorna per il numero 99. Aspetta il momento giusto Anissa, hanno ancora Mario Luisa. Continua ad essere estremamente alto e anche molto all'interno del campo, scambiandosi con Insigne. Da Napoli, Fabiani, la Piotr. Zielinski, Insigne attaccato da Davidovic che porta via il pallone ma non riesce a controllarlo. Rimessa laterale per il Napoli. Si muove Insigne, l'ho pensato bene, Mario lui. Di Lorenzo non riesce a rimanere sul pallone, anticipo e scippo di Casale che può lanciare il contropiede. Ancora. È lungo il Napoli, Casale guida a fila Casale. Secondo me anche Barak sceglie Casale, una situazione che il Napoli riesce a difendere. Qua Jesus esce su Insigne che prova a dare subito da Osimhen, ha seguito puntualmente da Veloce. Veloso prova a infilare per cercare di avversari, ragazzi, Zelinski, ma che sta comprando? Gioca male Zelinski, gioca male. Cambialo Piotr, cambialo. Cicchini su Politano, caduto male sulla spalla, Matteo Politano. Con Fresco sempre concreti, quel rigore del 2-1 procurato giovedì. A livello diretto ne ha fatti due in questa stagione, una alla Juve e una Europa Liga marcata, con quelli del Torino. Osimhen, arrivato prima di Winter, non è riuscito a controllare il pallone, perché sa fare per Jens. Poi si è tutto disturbato dai riflettori del Maradona. Un asse Marcello Zano, forze fresche, sì. Forze fresche, amore. Non si riesce a vincere, mannaggia, sempre come Verona. Oh. Oh, non lo fa tirare, bravo Fabiano Piazzal, vai Napoli. È fallo, è tenuto, è stato tenuto. Concederà spesso adesso il secondo tempo il Napoli, quindi dovranno essere più lucidi, più feroci per andare a cercare questa conclusione, perché sono bravissimi a arrivare lì con tanti passaggi, velocità, passaggi stretti in profondità addosso, non devono concludere l'azione. Poi giustamente ha monito Michele Veloso quando è stato quello che ha fatto il atteggiamento del capitano della serie. E avanti con Jesus. Buschi non riesce a riprendere, sta difesa di Buter, riprende la seconda palla Simeone riesce a anticipare a Jesus e anche a controllare il pallone in qualche modo. Il capitano su Jesus che Fossi può iniziare prima. Rufido anche possiamo dire. Se continuerà ad essere durante contrasti forti, nessuno vuole controllare nulla naturalmente, quindi sarà tanta intensità anche proprio a livello fisico, lo scontro diretto di guerra. Ancora Guter su Osimhen, veloce all'area di prima intenzione, quello che viene restituito.
entrato Insigne, ha sporcato questa palla, a giocare comunque. Oh, accorto, bravo. Fermato da Juan Jesus. Ma Jesus. Andiamo Zelis, fallo, oh, mamma mia, oh, ma uccidi sempre. Ma quello è fallo, porca puttana. Che cazzo. Parlavate quando fosse umido questo secondo tempo, indispettito Spalletti e tecnicamente stanno sbagliando tante scelte, soprattutto due uomini di punta del suo attacco, Osimhen e Insigne. Spesso stanno sbagliando appoggi e letture tecniche e per questo sta pensando che entrerà sicuramente Lozano e poi Elmas. Quello che dicevi tu prima, Massimo, questo manca a Napoli, ovvero più lucidità, più precisione nella zona di rifinitura. Sì, perché il Napoli è cresciuto, sta crescendo, no? La gestione della palla, del possesso, riescono ad arrivare lì, però manca l'ultimo passaggio, o per meriti del Verona, che sono sempre bravi, o per mancanza di precisione da parte dei giocatori. Qua abbiamo rivisto l'emozione principale di questa ripresa, l'emozione insidiosa di Insigne, controllata da Montipò. Cambia il Napoli, come già detto Alessio Di Giuseppe, Elmas e Lozano, visto anche Mertens intensificare particolarmente il riscaldamento. Non ci siamo. Saranno Politano e Zielinski con ogni probabilità. I giocatori sostituiti sicuramente staffetta Lozano, Politano. Esterni con caratteristiche differenti ma più o meno con lo stesso tipo di peso specifico, la stessa capacità di fare. Ha giocato il gol giovedì in Europa League su una grande e generosa offerta di medaglia. E poi anche un'altra staffetta di questo avvio di stagione con l'ingresso di Elmas che ha fatto bene nel campionato che in Coppa al posto di Zielinski. Zelischi. Le staffette rimangono nelle stesse posizioni perché Lozano dalla destra e Elmas lì davanti in tre quarti, forse un pochino più. Zelischi ha giocato male, velocità. Zelischi oggi ha fatto una gara un po' opaca, non è ai suoi livelli, quindi magari Elmas è un giocatore che sta bene, perché quando entra sta facendo sempre molto bene, magari un pizzico di dinamismo, magari di precisione dell'ultimo tempo. Alla restituita all'Hellas Verona, in testa Mario Ruiz, che in prolungare di prima Fabiano, ma si sente da Midovic, allora lo spagnolo emerge veloso, riesce a filtrare, si vuole farlo di Juan Jesus la punizione per l'Hellas un flash, e Alessio De Giuseppe da Bortocampo per l'indicazione in momento di Napoli. A Elmas in particolare non forzare per forza le giocate a due tocchi, tienilo quel pallone e vai a attaccare gli spazi come sai fare, tienilo quel pallone. Elmas che peraltro rispetto alle ultime due partite gioca in posizione assolutamente generale, abbiamo visto più verso l'esterno sinistro sia Salerno che avanzato. Si deve contrastare la costruzione del Verona, veloso, insieme a Napoli, attraverso gli spazi e a gestire la palla diventa spavento. Non giocare per forza, ma fare spazio per puntare e creare lo sanno piomba addosso a Ceccherini, non c'è fallo e dunque rimessa laterale per il Napoli. Andiamo Napoli. Cazzarola. Sta facendo diventare scurrile e volgare. Scusatemi ragazzi. Salve dice scassato stabile. Non ci fischierenda. Manca mezz'ora, mannaggia. 1-1. Andiamo Napoli. Dai, Mutim pareggia sta partita. La Vittorio, bello. Ma Lozano, gliela dovevi dare lì, ha sbagliato.
l'avversario, la voleva la palla, ma sta uscendo anche dallo specchio che tante volte quando rientrano gli attaccanti vogliono cercare di vedo bisogno un po' di energia da Luciano Spalletti. Peraltro questa prima occasione di Lozano sarebbe stato uno scenario perfetto per Politano che entrare sul Mancini. Sì, esatto, l'avevo perfetta per lui, ha provato Politano tante volte durante la partita, però è sempre stato lontano dall'area, non sempre coperto bene. Regolare l'intervento di Maracca, il secondo è oddio, anziché parlare seriamente impossibile sfogare. Vai, vai. Bello. Cazzo, però. Che maronna. Queste mancanze opposte, qui deve essere più veloce Lozano nello stoppare a palla e andare subito a puntare il suo diretto avversario. Ma che maronna. Ma che maronna. Con più velocità, con più coraggio, perché non ci siamo. Non ci siamo. Niente da fare, niente da fare, amore, niente da fare, pareggia 1-1, mannaggia. 1-1 ho finito l'anno scorso con il Verona e non sono in Champions. Mannaggia, sto bene, sto Verona ci porta poco male. Si vede bene. Usa il corpo per difendere il pallone e poi lo smista con il campo. Stava riuscendo a giocare spavillante a Giovanni Simeone. Qua stava riuscendo un recupero fortunoso a Osimhen, che è riuscito a sfiorare il pallone con la coscia. Quando si è psicologicamente, no, in una certa zona, proprio anche questa giocata da Simeone che magari non trovi di stare dentro l'area, però viene fuori ciò che tiene palla, prova a giocare del filo, quindi sta bene, quindi vuole rischiare. Casale, torna da Veloso, Cameras. Aspetta il momento giusto per girare il gioco e aprire solo Davidovic. Faraoni di prima, staccato prontamente Rachmani, il giro però interessante per Giovanni Simeone che sposta su Barak. Porca puttana. Porca puttana. Se aveva la possibilità di fare molto meglio perché ce l'aveva lì perfetta. Possiamo concedere tutto questo, non li possiamo concedere sempre qualcosa allora. Uno straordinario in mezzo ai due centrali, si buttano gli spazi, recupera la palla e sconta senza gol. Molto bravo Spina ad indovinare l'angolo e ad andare giù, però Baracca aveva piena visuale della porta. È stato ammonito Davidovic per questa trattenuta deliberata su Insigne. Poi sarebbe stato forse da ragionare sulla posizione di Simeone, considerata però regolare dall'assistente. Adesso questo è tornato Ospina, e Ospina ha parato il suo sinistro. Di Lorenzo, Rachmani, è tornato a bussare, è la Sperona. Inizia il 69esimo minuto, sempre 1-1. Insigne è pronto a cambiare anche Tudor con gli ingressi non conservativi di sicuro di Pessa e Lasagna. Insigne porta spalla a spasso Davidovic che è appena stato ammonito, arriva il contatto con Insigne. Ma come? Guarda, ma non fischia niente, sta abito cornuto. Ogni tanto potessi fischiare, porca puttana. Questi contrasti dubbi qua fa vedere che va a prendere il sinistro di Lozano. Vincere. Devi vincere. L'ho fatto morire lui e adesso lo va logicamente a cercare. Chiaramente va a puntarlo perché la Milano sa che difficoltà nell'entrare duro e mettere la pressione di asfissione. Ancora una situazione da punizione laterale per il Napoli.
Conti parla con la barriera dell'Hellas, composta da Caprari e Simeone. Si è già chiamato lo schema alzato il braccio. 70° minuto a Maradona. Perché a Napoli c'è quello sfondamento che oggi Jesus la matura di Insigne tesa, a stretta, è inutile sul primo palo. Chiedo scusa ai compagni che però l'ho capito che ha trovato la giocata che riporta da lì sul primo palo, passa troppo esterno la barriera dei due giocatori. Non fai che immediatamente Tudor lascia andare un'altra usciranno comunque, a meno che molti le proprie idee, Barak e Simeone, quindi vantare la sostanza della propria squadra con Lasagna a posto di Simeone davanti, mentre Pessa per Barak sulla tre quarti per tenere il pallone che non per avere un impatto antifisico, visto che Barak è molto efficace anche nei centri. Simeone forse sa, sarà l'ultima azione della sua partita, viene agganciato da Anissa, si può giocare, Faraoni dice magari Insigne posa Faraoni giù e non fischia neanche in questo caso il direttore di gara. Ma Per il contropiede del Napoli. ma Napoli! Victor Osimhen mantiene la distanza di sicurezza con Osimhen può allargare verso Lozano cerca di far correre Di Lorenzo con posizione efficace di Cetellini, poi Casale, Di Lorenzo saggiamente protegge il gol. Sì, si porta a casa questo gol e adesso ho visto come la ricerca di Osimhen e poi procura questa occasione perché Gunter non riesce sempre ad andare a prenderlo e quindi lui può andare a puntare una volta e riuscire poi lui ad andare a cercare la conclusione del gioco. Si porta il pallone alla bandierina Lorenzo Insigne prova ad andare incontro Lozano per un gioco al piede. La pozione di Insigne è quella di crossare verso il primo angolo difeso da Ceccherini. Fabienne Andiamo, dai, 19 minuti, porca un po'. perché si perde uno spazio sfruttato da Anchissà, riesce a crossare però il centrocampista del Napoli con sangue freddo muove il pallone nella propria area di rigore, il Verona forse addirittura esagerato. Mario lui finisce giù, c'è un'inquinazione decretato dai voti. Cazzo, ogni tanto ha fischiato uno. Sì, adesso è stato bravo a difendere il palla, adesso lo vediamo Mario Rui Caprari, un buon lavoro si lascia inquadrare Mario Rui, c'è il contrasto. Ancora capitano Insigne, ancora il pallone fermo sul prato, ancora i colpitori di testa che provano ad invadere l'area di rigore di Montidò militarizzato dalla sua difesa. Sì, ma sfruttava, vai, capitano Insigne, vai. Si alza il pallone, anche fra le mura, nello stadio Diego Armando Maradona. Sarò con te. Posizione molto centrale, si possono fare tante cose. Fischia, Raimondi fa Insigne. Insigne un po' a barriera, mannaggia, Mario Rui comincia. È rimasto giù Simeone ma si è rialzato. La palla verso Insigne, chiuso da Faraoni, ma anche preoccupato dalla presenza del capitano del Napoli. Che messa già in schifo, 1-1 ancora, mannaggia. Andiamo. Pronta e a sterzare sulle destre, poi offre fuori per Anchissà, vedo il movimento davanti, ma vedi ancora Insigne, fa girare il tiro, colpisce in pieno volto un avversario che interrompe immediatamente il gioco in onda. Si era preparato bene, una volta che l'ha visto, chissà, nella finta fa spostare tutta la via del Verona, eccolo qua. Quello fa le perfette davanti, quello si è preparato un bel tiro, si fa male, era facile. Calcio al dentro per Davidovic sul tiro sia a giro, mamma mia, poveraccio, dai. Ciao Giada, buonasera Giadina, buonasera a te. Forza Napoli, ciao Giadina. Dai, speriamo la sblocca il Napoli, dai, speriamo di portarla a casa sta partita, speriamo di fare il secondo gol. Giovanni Simeone, che il suo timbro, il suo gol, la sua presenza l'ha piazzato anche stasera. E poi l'ingresso di Pessa al posto di Barak, che aveva annunciato il coordinamento Lorenzo Marcocci. Barak che ha avuto
l'occasione principale per riportare in vantaggio l'Hellas alla minuto numero 68. Sì, entrambi hanno fatto una partita straordinaria, Baracca assist sul primo gol eccezionale, poi il solito lavoro nei tre quarti in fase difensiva e poi sì, forse il rammarico, avrà rammarico di non aver inciso quel gol perché quella era un'ottima occasione. Vediamo Bessa andrà lì in tre quarti, no? Al posto di Baracca e la scelta di Lasagna perché forse abbassandosi un po' e crescendo il Napoli, la spinta negli spazi, no? Tante volte doveva cercare il gol. Per me così è da molti poco, però lo restituisce al Napoli. Noi torniamo a bordo campo da adesso, Giuseppe. Le indicazioni per Lasagna di tenere palla il più possibile da davanti. Poi c'era stata un'incomprensione appunto regolamentare quando uno ha spiegato alla panchina del Napoli perché doveva rimettere in gioco il pallone molti poco e poi ciao, per fair play l'ha ridato al Napoli. Cicchini, prova a scodellare, riuscendo a distaccare solo parzialmente il pallone caprano. Di Lorenzo. Lozano spinto dietro la pressione di Ceccherini e deve cominciare da Rachmani il Gesim. lui pressato scaramente avanti e rimessa laterale per l'Hellas ultimo quarto d'ora. Espressione di Spalletti un po' dolorata, un po' preoccupata. Chiaramente preoccupato perché diventa più passano i minuti più è complicato riuscire a risolvere questa partita a testa. Va a Capellari verso il linea di fondo, lo accompagna Di Lorenzo e corner per l'Hellas Verona. Perché dicevo il Verona Non ci siamo, non ci siamo. comunque la spinta e l'intensità nel fare sia Non ci la siamo. fase offensiva è un po' calato in questo secondo tempo sia la fase offensiva, si con velocità, si con la ricerca di pintare l'area e di mettere in difficoltà. Di Gianluca Caprari. Di Lorenzo. Partita della pulita sempre con lui fanno, mamma mia. 5 saltatori dell'Hellas. L'area di rigore di Napoli più bessa, ma di molto fuori. Battuta di Caprari. Oh! Interviene nessuno, però Mamma mia. scontare su questo pallone Lasagna. Andiamo, andiamo. Questo Spina prova a rilanciarlo, disturbato sulle rinvio, Spina si lamenta ma si gioca. Chissà, appoggia dietro Lasagna, prova al mancino, finisce altissimo, adesso Spina va a parlare con il direttore di gara perché si è sentito disturbato fallosamente su Lì cerca la giocata veloce negli spazi per gli attaccanti del Napoli che la ricordi subito, si vede c'è il Faraone che si avvicina, no? Mamma mia, ma veramente. Veramente, sì, mamma mia, il Verona sta facendo la partita della vita, dopo la Salernitana, il Verona, ecco. Fanno tutti la partita della vita quando vedono la maglia del Napoli, quando vengono a Napoli, giocano contro noi, insomma. Quando c'è da giocare contro il Napoli, tutti cacciano l'esperienza, tutti cacciano un meglio di sé. È sempre così. però a Napoli è segnato 3 gol, e di più in Serie A è fatto solo a Denver. Poi palla poi Gesù per il portiere. Lo Spina cerca Elmas con un pallone esterno complicato che arriva comunque all'anniversario. Lozano si gira, si inventa quasi uno spazio, lo spegne Tamese, c'è stato quello del fallo precedente sulle ragioni di Lozano. Chissà, per Elmas girano le lancette, aumenta la pressione per il Napoli. Qua Jesus Mario torna ancora da Mirrani, prova a muoversi molto Elmas, ma è sempre seguito da Tamese, però la palla viaggia verso Osimhen e Michael K. Riesce ad uscire in mezzo al campo, Mesa fermato, poi si mette anche Rodi sul tentativo di rilancio da parte di Faraone, giustamente viene riconosciuto. Mannaggia che la so, mannaggia, dice parolacce, dico, mi fanno dice parolacce, ma la dice. Questa giocata anche dai centrali, forse non troppo a fretta, perché lì fa università, il Verona con la sua seconda palla, sempre veloce andare a disturbare il giocatore del Napoli, andare a contrasto, recuperare la palla, quindi deve avere anche più pazienza da dietro, no? Girarla con calma, cercare di suonare l'esterno. La Sabbia ha provato poi vinto a mezzaluna, non rientrando però dal fuorigioco, come segnala l'assistente Vindoni, calcio di punizione per il Napoli.
la giocata quella, Steve prima una Sagna quando lo fa col tempo giusto rimane fuori gioco, ma è quella di prima nello spazio tra i due centrali di Suemo e era passato Fabian inseguito e battuto calcio di punizione seguente cartellino giallo. Anch'io metterei un as per Politano. Politano è sempre dentro, perché no, è andato via per Politano, è uscito, sì, per Lozano. Sì, metterei Mertens al posto di Insigne, è un as al posto di chi va metto? Ormai è tutto offensivo al posto di Ruiz, ti sbilanci tutti in avanti, perché Osimhen non lo puoi togliere, Osimhen ti può fare sempre il gol, capito? Un giocatore che è imprevedibile, la sua velocità li può mettere sempre in pericolo il Verona in contropiede. Sì, toglierei Fabian e cose, mi sbilancerei un po' tutto offensivo, Fabian, perché tanto sta partita la devi vincere, un punto non serve a niente. Togliere Fabian e coso e Insigne, però un asse e Mertens. Vai Napoli, vai. Guarda Lozano che arriva però seguito da Casale, allora Elmas deve portare a spasso il pallone. Anch'issa. Ancora adesso Elmas che passa da Fabian, era un po' stanco forse Fabian questo. Insigne. Anch'issa, chiude il triangolo per Insigne, di spazi ce ne sono pochi. Arriva Mario lui a sostenere questa avanzata. Fabian può crossare, Osimhen si coordina, ma invece esplode. Ma fanno la partita la video contro noi, guarda là, oh. Pigliano tutte le palle difensive, pigliano, tutte le palloni. Stanno tutti chiusi alla dret, ma come cazzo sa da fare? Ci fanno morire, ci fanno patista, sì, oggi. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. La Sagna per prendere palla così come gli ha chiesto il suo allenatore. Casale a prendere qualche metro, si prende volentieri il pallone Caponari che deve difendere perché c'è il sostegno immediato dalla fascia destra. Ma non va bene, sarà che da destra. Cicchini con il schiacciamento offensivo. Pensa. Bonucci apre tutto per Casale che riesce a crossare il colpo di testa di Lasagna solo abbozzato. Con deviazione fuori dal calcio d'angolo. Entrambe le squadre stanno dando un'attenzione enorme rientrare velocemente per la densità dentro l'area del proprio alle conclusioni agli avversari, neanche di crearla, perché la partita è delicatissima, no? Si muove sull'episodio, mette pure Kalinic, la vuole vincere per lui. perde palla a tanti giocatori, si rientrano, la stessa cosa sta facendo il Napoli, quindi si creano spazi in mezzo per riuscire a giocare e poi quando si arriva in 3-4 non riesco a sfondare il proprio squadra. Kalinic al posto di Caprari mette una bella punta per far partire Lasagna un pochino dietro che poi crede una sospensione forzata perché si è seduto sul terreno di gioco punti al suo posto per Ramagnani, ma lo chiamiamo da adesso di Giuseppe. Sì, te lo confermo, forfè di Gunter, quindi appunto entrerà Magnani. Nel Napoli usciranno Fabian Ruiz e Insigne, entreranno Onas e Dries Mertens. Appunto, come avevo detto, esce Fabian Ruiz e Insigne. Il Napoli tutto offensivo, è tutto in attrazione anteriore, perché poi ci avremo Elmas, Lozano, Mertens, Osimhen, anche quest'altro che entra, Unas, cioè Napoli in attrazione anteriore, molto offensivo. Speriamo che possiamo vincere questa partita, fa un gol, visto che mettiamo tutti dentro. Infatti, come avevo detto, Rino, escono Fabian e Insigne. Ci avevo azzeccato, anche perché Fabian è stanco, poi il Napoli ormai al massimo l'ha messo dentro, non lo leva, si abbasserà il massimo. Si abbasserà il Mas, il Napoli passa più in fase offensiva con il 4-2
3-1. La palla lunga Vaya. alla ricerca di Kalinic, per il momento considerato in posizione regolare. Kalinic prova ad affrontare Rachmani, lo fa sbracciando, punizione cartellino giallo per Nicola Kalinic. Sì, si era mosso bene e alle spalle dalla distanza di questa palla dentro l'area, poi forse anche non volontariamente nella difesa della palla dove vediamo la sbacciata. Esce con una volta per Rodrigo, si muove con una prestazione di grandioso spessore. Anche Frank Zapponi sa, dentro Dries Mertens, che ha trovato gol, schivando un calcio di rigore a Varsavia. Finisce la partita di Insigne, grandi applausi anche per il capitano dentro un'assa, al quale Spalletti chiede quella scintilla, quel fuoco che ha mostrato praticamente sempre quando è entrato quest'anno. Chiaramente oggi è la partita dove sarà ancora più importante, no? Riuscire a farla vedere. La scelta è ancora più offensiva, no? Dell'esclusione di Anghissà, no? Dell'uscita di Anghissà, dei giocatori che vogliono la palla, cercano di giocare senza un giocatore come Anghissà che va via a far dare equilibrio davanti ai centrali, quindi vuole assolutamente il possesso della palla perché ha la superiorità e andare a cercare la conclusione. Nassi è andato a destra con Lozano che ha traslocato a sinistra. A sinistra, quando trova spazio, no, nel rientrare diventa veramente devastante. Elmas, Juan Jesus, Fabián Ruiz, per quota anche Mario Rui, prova a venire incontro Ciucchi Lozano, non ci sono uscite in verticale per Fabián che deve lavorare ancora con Elmas. Ora Lozano, mettere il ritmo nella palla di ritorno per Fabián, anche Elmas. Mertens, Elmas, gira palla a Napoli, cerca un varco per andare a colpire Vellas, la palla in verticale, Osimhen la deve Madonna, non c'è nessuno, porca puttana. Osimhen che si prende cartellino. C'è un contesto un po' più piani vistoso, non c'è questo tipo di gestualità in veramente. Sì, dopo esagerato di una reazione, così c'è una reazione vedo purtroppo plateale, sbagliato sullo strappolismo. Flash recupero alla fine, anche un flash da Portocampo, Alessio Di Giuseppe. Sta per entrare Petagna nel Napoli. Se lo vado Spalletti. Di nervosismo per Insigne. Un Cerotta che sta, forse non lo rischia, forse perché Fabian c'ha pure il tiro da fuori. Sono nervosismo. Alla fine chi è asciutto anche sa. Arriva il secondo cartellino giallo per Bessa, che entrando partita in corso la chiude prima del fischio finale in ingenuità molto grave del trequartista dell'Hellas Verona. In 10 la squadra di Tudor espulso per doppio giallo. Sì, alla fine è uscito anche sa. Tutto sotto gli occhi del direttore di gara, intervento falloso su Elmas, giallo e rosso immediati per Messa. Adesso Verona si metterà tutto dietro, anche perché in 10 uomini. E chiaramente adesso cambia molto, no? Non riuscirà più a rimanere alto il Verona uomo su uomo, dovrà abbassarsi e fare più letture, no? Di posizionamento per riuscire a trovare il tempo giusto per le scalate, per contrastare i giocatori del Napoli. E senza Petagna vedremo come si disporranno più davanti. Entrerà al posto di Osimhen. Tanto avete visto Insigne dare la mano a Spalletti, non guardare più di canto. È il surriscaldamento del momento, ovviamente. Elmas, a lui più il Napoli in questo finale. Osimhen, prova a difendere il pallone, lo deve smistare ancora fuori. Elmas, saranno 4 minuti di recupero, chiede il fallo di mano, Mertens l'ha vista ai occhi, calcio di punizione per il Napoli. Andiamo. È uscito Insigne, sarebbe stato il legittimo proprietario di questo piazzato. C'è Milotto di Premezio sulla sponda veloce di Dries Mertens. Mentre qua viene riproposto il pistone di Messa, seconda posizione che c'è stata. Sì, da questa inquadratura una serie di dall'altro non si era capito l'intervento, da prima che si chiede l'avversario, di questo non capito. Due gialli per
opposti di Messa, 90° minuto a Maradona, punizione per il Napoli con Elmas che va quasi a pregare Dries Mertens. La posizione è molto tecnica, centrale sembra un problema per il portiere. Mario Rui vicino al pallone e Mertens è il primo che ha tirato per la battuta. Anche un coccodrillo staccato per Cecchini. Si avvicina in qualche modo alla Galina. Fischia dei Rodi. Parte Dries Mertens. Ma che cazzo! Ma che cazzo! Ma che cazzo! Ma che cazzo! Calciate con forza, non la tocca il palo. Infatti non è stato dato il calcio d'angolo, inizialmente è stato il calcio d'angolo che è palo di Mertens. Palo, mannaggia. Punizione quasi perfetta. Non ha fatto una piega della Laurentiis. Ha calciata bene, calciata molto molto bene. Dicevamo, no? Che poi si fanno anche la differenza. 4 minuti, pezzi di merda. 4 minuti ci danno a noi, ma vaffanculo, pure la sfortuna, pale merda. Deve comunque la pazienza, perché la testardaggine, la perseveranza di rimanere lì e riprovarci. Petagna per questi ultimi 3 minuti e un pezzo con il Napoli che ha preso il suo secondo legno di serata dopo quello di Osimhen nel primo, perché quello di Mendes sul calcio di punizione al 90°. Sono 10 pali del Napoli in questo campionato. Elmas in avanti, profiondansi Petagna, in vantaggio Magnani, che guarda Davidovic, guarda il portiere che alla fine chiede di spazzare. Mario Rui spinge a tutta forza a Napoli. Rachmani. Colpo di Lorenzo che non si è sbancato. Torna Elmas. L'apertura verso Lozano, dopo che è arrivato corto dell'area di rigore. Lozano ancora fuori. Elmas carica il tiro, si ferma lì il pallone, ma torna nella zona di Mario Rui. Mario Rui in area, la sponda di Petagna, anticipato Mertens, c'è una deviazione da parte del 14 di Napoli, la rimessa è per l'Hellas Verona. Questa è un'ottima giocata di Petagna, che non va a stopparla per cercare il tiro, ma trova subito una sponda di prima tra l'inserimento del compagno. Poi prova a fare anche un po' il furbo del Davidovic che aspetta Faraoni, il titolare delle rimesse laterali. Intanto inizia il terzo dei 4 minuti di recupero. Potrebbe esserci una pendice perché il Napoli ha cambiato all'interno del recupero con l'ingresso di Petagna. Poi è stato anche un contatto con Mario Rui che è finito giù davanti alla propria panchina. Altro cartellino rosso, Verona in 9 uomini. L'ha visto evidentemente ai Rodi, probabilmente anche assistito dal quarto uomo Adorus. espulso Kalinic, era stato ammonito più dentro di campo proprio per una sbracciata e poi evidentemente ne ha data un'altra. Dopo Bessa fuori anche Kalinic, espulsi poi subentrati, Veloso parla con il direttore di gara. Vediamo qua Mario Rui cerca di vincolarsi, una prima spinta e poi il braccio che si apre. Sì, come dire, prima dell'intervento si beccano, larga braccio, anche per struttura, anche in basso Mario Rui che prova a contrasto addosso, si trova il braccio su. In 9 uomini l'Hellas, non c'è arrivata Mese, Elmas, Fabiano Ruiz cerca di far filtrare il pallone, ha chiuso, ha recuperato e ha rilanciato Veloso velocemente a bordo campo da Alessio De Giuseppe. Perché ti segnalo che c'è stata una controreazione al rosso, Kalinic ha tirato un orecchio a Mario Rui. Finale roventato, Kalinic che si è fatto cacciare, Rachmani, Elmas, saranno 2 minuti in più, quindi 6 totali di recupero. Mario Rui, guarda in mezzo, cerca il cross, anticipato Petagna dall'altra parte, prova ad affrontare il contrasto, un ass che non passa ma si prende calcio d'angolo. Andiamo, cazzo! Cazzo! Torniamo a tutto corto, Mertens. Tiro cross con doppio rimpallo, altre proteste, non è intervenuto in modo, vediamo cosa pensa ha visto al VAR. Tamez fermato lì, rimessa laterale che è in favore dell'Hellas. Finalmente un ass, abbiamo un rimpallo favorevole, ma non l'ha vista così la terra arbitrale. Rivediamo la situazione precedente, C'era una richiesta di un fallo di mano
attaccato il collo, poi rimbalza sulla pancia, rimbalza su Canese, rimbalza sul corpo di Lasagna e poi sul braccio. Mi sembra che non aumenti il volume. Infatti, il centro della molto poco. C'è ancora partita, arriva ancora il Napoli. Mario Rui, Lozano, in mezzo a Petagna, in mezzo a Mertens, Lozano vuole il fondo per il voto a Davidovic, deve ricominciare il messicano. Mario lui crossa a corto verso il primo angolo, Mertens arriva in Ma vaffanculo, vai! Porca puttana, mannaggia. ma non dà l'ulteriore minuto di recupero ai Rotti, fischia 3 volte e finisce 1-1, protesta Mario Rui, ancora una volta l'Hellas scombina i piani del Napoli, vantaggio di Simeone, pareggio di Lorenzo, 2 pali, uno di Osimhen e uno di Mertens, ma non trova la vittoria al Napoli, trova il suo secondo pareggio in questo campionato, premium spot. Questo nuovo farmaco miracoloso Oxycontin. Sì, non l'ha dato l'ulteriore minuto, Rino. Niente, è finito. Dai. 1-1. Ci ha fermato pure quest'anno. Porca puttana. Mamma mia, un figlio da mare, mamma mia. Ma come cazzo si fa? È un pale Mertens su Coppa Punizione. Un gol di Simeone si è dormito, la difesa, vabbè. 9 hanno fermato il Napoli, non ci credo, bravo. In 9, ma nei minuti finali, Riccardo, dai. Era all'88esimo, al 93esimo è stata la seconda espulsione, in 2 minuti, cioè, potevano, dai. Potevano. Per il Napoli fermato sul 1-1 dall'Hellas Verona, andato avanti con Simeone, poi il pareggio di Di Lorenzo, le occasioni con i legni appunto colpiti da Osimhen e da Mertens, tanto sforzo da parte del Napoli, ancora una prestazione molto intensa nell'Hellas che ha chiuso in 9 uomini e credo anche un po' spartita con un po' di calore perché di determinazioni ce ne saranno. Per una partita intensissima, lo sapevamo, è stata così una bella partita perché ha giocato con intensità eccezionale. Il Napoli è mancato un po' di qualità. Per una bestia nera, non c'è niente da fare. Il Verona che ha fatto una fase difensiva eccellente, bravissimi. E poi forse la squadra più difficile da affrontare in questo momento, in un momento così delicato, e il Napoli dovrà devi capire che in questo percorso non potrà vincere tutte, ma perché si incontrano due squadre di questo livello con le quali diventa difficile poi portare a casa facilmente il risultato. Ancora 1-1 con l'ultima giornata del campionato scorso, quando il Napoli perse la Champions per un pareggio in casa con l'Hellas Verona. Siamo in una situazione molto differente. Il Napoli in questo momento è comunque primo in classifica, in attesa del Gran Derby di San Siro che si gioca questa sera. Che potete Grazie a tutti ragazzi per la live insieme, ci vediamo alla prossima live. Niente ragazzi, buona serata a tutti. Al di là del risultato, sempre e comunque forza Napoli, voglio alla prossima live. Un bacione a tutti quelli che sono stati qui in live con me. Buona serata e forza Napoli sempre. Buona serata, voglio. Vi aspetto per il post partita, per il video.